Un nuovo caso di coronavirus ad Agrigento, una signora rientrata in città da una vacanza in Sardegna che è risultata positiva al tampone. A darne notizia direttamente il primo cittadino di Agrigento che pochi minuti fa è stato contattato dall'ASP di Agrigento. L'ASP mi ha appena comunicato che abbiamo un nuovo caso positivo al Covid-19 ad Agrigento. Si tratta di una signora di ritorno da una vacanza in Sardegna. Come protocollo si stanno attivando tutte le attività di prevenzione e gli accertamenti del caso sui suoi possibili contatti. La signora accusa alcuni sintomi tipici della malattia, si trova in isolamento domiciliare come già annunciato più volte e chiedo ai cittadini, continua Firetto, di continuare a usare le precauzioni per evitare il contagio, mantenere il distanziamento sociale, evitare baci e abbracci, indossare la mascherina, lavare bene spesso le mani, igienizzarle con il gel prima di entrare nei luoghi pubblici e negli esercizi commerciali. Rispettare queste poche regole significa avere rispetto per le persone più fragili e per gli anziani. Intanto sono 50 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, salgono così a 73 le persone ricoverate, ma restano 10 quelle in terapia intensiva. L'incremento degli ospitalizzati è consistente anche oggi, trattandosi di nuove ricoveri. Nel complesso salgono a 1019 gli attuali positivi nella Sicilia, 947 dei quali in regime di isolamento domiciliare, eseguiti 4.072 tamponi che portano il totale a quasi 337.800, resta ferma a 286 il totale delle vittime dell'epidemia in Sicilia. Per quanto riguarda le province, a Palermo si registrano 17 nuovi positivi, 16 a Catania, 7 di questi sono provenienti da paesi esteri, 7 a Messina, di questi 5 sono tornati dalla Sardegna, 3 a Ragusa, di questi 2 di ritorno da Malta, 7 a Siracusa e oggi 1 ad Agrigento.